Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 4 marzo. Ultimi giorni del carnevale ed eccolo arrivare tra i reparti dell'ospedale di Chioggia grazie a un team di volontari che si sono vestiti e truccati da clown. Si tratta di un'operatrice sociosanitaria dipendente della struttura, Laura Doria, che affiancata da familiari, amici ed altri volontari ha visitato vari reparti della struttura ospedaliera portando allegria con piccole gag, con semplici giochi di magia e di giocoleria, portando spensieratezza ai pazienti della struttura. A tutti un palloncino modellato e tutti hanno donato un po' di spensieratezza. Non siamo esperti circensi, ha detto, ma nel nostro piccolo, con la semplice volontà di donare gioia, siamo riusciti nel nostro intento. Dal 2017 Laura Doria e il suo team portano all'interno dell'ospedale, delle case di riposo, dei centri diurni e dei centri per le disabilità la magia del sorriso. Il gruppo di clown, non organizzato in associazione, è formato da volontari che offrono la loro disponibilità in base agli impegni e al lavoro, cercando di dedicare il proprio tempo a chi ha bisogno di un sorriso e di un po' di svago, a chi sta vivendo un momento di sofferenza. Fulcro dell'iniziativa è Laura Doria, che ha definito anche l'esperienza di quest'anno bella e intensa. Il gruppo è stato accolto con piacere ovunque si è recato, i volontari si sono divertiti e hanno divertito con momenti semplici e genuini. Un'esperienza certamente impegnativa ma ripagata da affetto e da emozioni. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Un'economia, quella delle marinerie di Rosolina e di Portoviro, messa in ginocchio dal granchio blu, dalla scarsa vivificazione delle lagune invase da troppa acqua dolce, e ciliegina sulla torta anche il mancato accoglimento dell'emendamento che prevedeva la sospensione dei mutui e del pagamento dei contributi previdenziali da parte del governo. Ora la situazione che i pescatori stanno vivendo è di estrema difficoltà, con l'abbandono del settore già da parte delle imprese più piccole. La sospensione dei mutui e dei contributi previdenziali è un intento che al momento non è stato mantenuto. I pescatori ora, seppur senza reddito, per poter partecipare a bandi e finanziamenti, sono costretti a mettersi in regola con tali pagamenti. Tanta la delusione anche secondo l'assessore alla pesca del comune di Portoviro, che afferma che molto è stato fatto ma molto è ancora da fare per arginare l'emergenza. Sospensione dei mutui e dei contributi previdenziali per i pescatori sarebbe stata provvidenziale per poter continuare ad investire. Il territorio lancia un appello all'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari e all'assessore Valeria Mantovan, in modo da poter ottenere un maggior ascolto. Si tratta di un settore che, se non riceverà adeguate risposte, è destinato a scomparire. All'American Followers la festa della donna l'8 marzo dalle 20:30, menù alla carta, DJ set di Steven Benetto, omaggio floreale a tutte le donne, ingresso gratuito dopo cena. Per info e prenotazioni 366 4718 688. American Followers, lungomare Adriatico 76, Sottomarina di Chioggia, Venezia. C'è un dolore che va oltre il semplice atto vandalico, è quello che colpisce il cuore di una comunità, di un simbolo, di una storia fatta di sacrificio e dedizione. La bandiera degli alpini, strappata a Belluno durante l'assemblea annuale di sezione, non è solo un pezzo di stoffa, ma un emblema di coraggio, solidarietà e servizio. Ad esprimere il proprio sdegno e rammarico è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che sottolinea come questo gesto sia il segno di una triste perdita
perdita di valori fondamentali. Strappare e danneggiare bandiere tanto care a questi eroi sia in tempo di guerra che di pace è il triste simbolo di una grave perdita di valori, a cominciare dal rispetto. Gli alpini non sono solo memoria storica, ma una presenza viva e indispensabile nel presente. I loro atti di eroismo in guerra non potranno mai essere cancellati, ricorda Zaia, ma oggi più che mai dobbiamo essere riconoscenti per ciò che fanno. Sono i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene nei momenti di emergenza, quando la solidarietà diventa concreta e il coraggio fa la differenza. Offendere un simbolo così profondo significa ignorare il sacrificio di chi ha dato tutto per la patria e per il prossimo. Dietro quella bandiera ci sono mani che scavano nel fango dopo un'alluvione, braccia che sostengono chi ha perso tutto, sguardi fieri di uomini e donne che non si tirano mai indietro. Danneggiare le loro bandiere, conclude Zaia, è un atto di ignoranza verso la storia ed il presente, ma c'è una certezza che nessun atto vandalico potrà mai spezzare. Il valore degli alpini vive e vivrà sempre nella memoria e nelle azioni di chi porta con orgoglio la penna nera. Nell'area colore Silla trovi una vasta gamma di prodotti disponibili, dal colore all'attrezzatura. Spiccano le pitture per interni ed esterni per tutte le esigenze, dalla piccola tinteggiatura al grande cantiere. Il personale specializzato è pronto a dare consulenze e consigli gratuiti e ad effettuare sopralluoghi. Per qualsiasi richiesta ed informazione contattare il responsabile area colore Silla, Claudio Fanton, al telefono 041 26 70 217 o alla mail vernici.chi@silla.it. Silla, filiale di Chioggia, via Brondolo 44. Matisse e la luce del Mediterraneo, un successo da oltre 32.000 visitatori. Un viaggio tra luce, colori e suggestioni mediterranee sta per giungere al termine. Oggi, martedì 4 marzo, sarà l'ultimo giorno per visitare Matisse e la luce del Mediterraneo. La mostra che ha incantato il pubblico è il Centro Culturale Candiani, superando il traguardo delle 32.000 presenze e stabilendo un nuovo record per l'esposizione. Dopo un ultimo fine settimana da tutto esaurito con oltre 1.200 visitatori, l'evento chiude in bellezza, battendo il precedente successo di Chagall e il colore dei sogni, con 31.000 visitatori, e confermando il Candiani come un polo culturale di primaria importanza, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e internazionale, grazie anche alla collaborazione con prestigiosi musei, come il Philadelphia Museum of Art, la Narodny Gallery di Praga, il Musée des Beaux-Arts di Bordeaux, il Centre Pompidou di Parigi e il Museo del Novecento di Milano. Per celebrare questo straordinario risultato e offrire un'ultima immersione nell'universo artistico di Matisse, oggi la mostra sarà aperta fino alle 21. L'affluenza record dimostra la crescente attenzione verso il centro Candiani, che ha saputo coinvolgere non solo i residenti della città metropolitana di Venezia, ma anche un numero sempre maggiore di visitatori da Treviso, Padova, Vicenza e da altre regioni italiane. Significativo l'incremento di pubblico internazionale, con il 10% dei visitatori provenienti dall'estero, in particolare da Germania, Francia, Stati Uniti e Cina, a conferma del ruolo di Mestre come una nuova destinazione culturale di rilievo. Anche l'attività didattica ha registrato numeri straordinari, 3.600 partecipanti alle iniziative del Move Education, tra laboratori per famiglie, eventi speciali e percorsi guidati. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha sottolineato come il record di presenze confermi la validità della scelta di investire in eventi culturali di alto profilo. La straordinaria affluenza alla mostra è una testimonianza concreta della vitalità culturale della nostra città e della qualità dell'offerta espositiva che siamo riusciti a portare a Mestre. Questo successo è parte di un progetto più ampio per rendere Venezia e la sua terraferma sempre più attrattive dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Ringrazio la Fondazione Musei Civici per aver raccolto la sfida, portando al Candiani eventi che lasciano il segno. Continueremo su questa strada con nuovi progetti come l'Emeroteca dell'Arte e il futuro Palaplip, centro per giovani e famiglie, e ora l'appuntamento a settembre con Munch. Anche Maria Cristina Gribaudi, presidente della Fondazione Musei Civici,
civici di Venezia ha ribadito l'importanza di questa esperienza. Questo straordinario risultato conferma il valore dell'impegno della Fondazione Musei Civici nel portare arte e cultura di altissimo livello a Mestre. Abbiamo celebrato Matisse e la sua eredità artistica, ma anche il ruolo centrale del Candiani come polo culturale strategico, che diventerà ancora più accogliente grazie ai futuri interventi di restyling. Continueremo a investire in progetti di qualità come la prossima grande mostra dedicata a Munch, rafforzando il ruolo di Move come motore culturale diffuso in tutta la città. Con una chiusura da record e un futuro ricco di nuovi progetti, il Candiani si conferma sempre più un punto di riferimento per l'arte e la cultura contemporanea. Presidente, il Partito Democratico del Veneto, veniamo ai temi dell'attualità, ha definito agghiaccianti le sue parole, quelle di venerdì, relativamente alla crisi in Ucraina, l'appoggio a Zelensky. Anche alla luce di quello che è successo ieri a Londra, qual è la sua posizione, la ribadisce? Ma guardi, io penso che venerdì siano già passati un sacco di giorni per commentare quello che è stato detto. Penso piuttosto che dobbiamo guardare avanti e che è fondamentale che si rinnovi questo rapporto e si consolidi il rapporto con gli Stati Uniti, fondamentale. Noi dobbiamo vivere come dei nemici e agli Stati Uniti dobbiamo ad esempio il fatto che questo paese è un paese democratico, grande ruolo hanno avuto gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale contro le dittature e questo lo dovrebbero sapere tutti. Dall'altro gli Stati Uniti non possono non pensare e non evidenziare che gran parte della loro popolazione sono cittadini di origine europea. Non ultimo abbiamo un percorso da fare assieme, visto e considerato che anche qui non dobbiamo avere complessi di inferiorità, l'Europa non deve andare avanti in ordine sparso, assolutamente sarebbe dannoso cadere nel dividi et impera e quindi compatti, ma dall'altro non avere complessi di inferiorità e avere anche certezza del fatto che siamo il mercato più grande del mondo con 450 milioni di abitanti e la vedo improbabile che gli Stati Uniti possano pensare di vivere senza avere rapporti buoni con questo mercato. Cerchiamo anche di capire che se gli Stati Uniti si defilano da questo contesto di guerra, di conflitto bellico, la situazione veramente può precipitare e noi dobbiamo puntare solo una cosa, che è esattamente quello che è uscito dalla conferenza stampa e ne è uscito dalla conferenza stampa Trump-Zelensky, che era una conferenza stampa post riunione riservata, ovvero che della necessità quantomeno di arrivare a un cessato il fuoco subito. E serve aumentare le spese militari, l'Europa deve aumentare le spese militari. Ma guardi, lo chiedono obiettori di coscienza, noi non serve essere obiettori di coscienza per dire che siamo tutti contro la guerra. Da quella conferenza stampa ne è venuto fuori anche che Trump ha detto e Zelensky ha confermato che si perdono circa 2000 vite umane tra i soldati ogni settimana. Penso che questo sia un bilancio che noi dobbiamo fermare velocemente e penso che la vera via di uscita per chiudere questo episodio di questa guerra è una dei 60 focolai di guerra nel mondo, ma è una grande guerra, fra l'altro vicina a noi, a circa 2000 km, sia assolutamente la via diplomatica. La via diplomatica, devo ancora finire. La via diplomatica è la vera soluzione, anche perché le guerre hanno un inizio e una fine. La diplomazia ne riduce lo spazio tra l'inizio e la fine. Prego. Presidente, una delle preoccupazioni sempre in merito ai rapporti fra l'Europa e gli Stati Uniti è quella dei dazi. Lei ne ha già parlato anche nei giorni scorsi, però insomma rimane un tema che le nostre aziende soffrono particolarmente. Lei su questo fronte che cosa si aspetta? Io mi sono già espresso, dazi del 25% anche inferiori sarebbero un disastro per la nostra economia. Si consideri che il Veneto ha un export di 8 miliardi di euro, avere dazi rispetto all'America, agli Stati Uniti, avere dazi significa comunque essere meno competitivi sul mercato. Io penso che l'Europa dovrà dialogare con gli Stati Uniti. Trump è un businessman, l'ho detto anche durante la conferenza stampa con Zelensky, l'ho detto, io ho fatto affari tutta la vita e anche detto la frase ogni affare prevede un compromesso. Dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e con le minacce non si va da nessuna parte, non dobbiamo subire dazi e gli Stati Uniti sanno benissimo che non possono rinunciare a un mercato come quello europeo.
ma a me inquieta il fatto che ci sia questa volontà, pensiero strisciante in questo paese, seppur minimale, di pensare che gli Stati Uniti siano diventati una nostra controparte, siano dei nemici. Allora noi non possiamo ragionare in materia di amicizia o non amicizia con gli Stati Uniti in base all'amministratore delegato, al legale rappresentante. Piaccia o non piaccia, oggi c'è Trump, ieri c'era Biden e domani ci sarà un altro presidente. In questo contesto, Presidente, di compromesso lei lo chiama, bisogna rivedere le sanzioni alla Russia? No, guardi, io non arrivo fino a questo, anche perché non sono temi che mi competono, visto e considerato che non li conosco fino in fondo. Penso che sia fondamentale che questa guerra si chiuda velocemente ed è innegabile che le guerre iniziano il loro percorso di chiusura dal cessate il fuoco. Non è che è inimmaginabile che si possa immaginare che ci sia un interruttore che dice guerra finita, si inizia col cessate il fuoco, l'armistizio, un percorso di diplomazia e si arriva alla fine. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, da lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 4 marzo, è la Star Pharma in via Madonna Marina, Sottomarina. Vi saluto e vi ringrazio. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube di Chioggia Azzurra e la pagina Facebook Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci, ciao a tutti.